Sempre nel campionato di promozione ancora una sconfitta per la Libertas Racammuto che cede per 2-1 al Monreale. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Galicci. Nella ripresa al 70° il pareggio di Oliver Cozima. Nella parte finale del match viene assegnato un discutibile calcio di rigore al Monreale per un presunto atterramento di Ferrara che viene trasformato da Di Maria. Finisce 2-1 per la formazione palermitana allenata da Giovanni Oddo e per la Libertas Racalmuto di Alessandro De Caro le cose si complicano sempre di più. A fine partita abbiamo intervistato il capitano della squadra ospite Alfredo Ferrara. Oggi abbiamo fatto sicuramente una vittoria importantissima ai fini della nostra classifica per l'obiettivo finale, che è quello di raggiungere i playoff sulla classifica migliore per poter accedere a fare questa partita dentro casa e giocarcela fino all'ultimo. È stata una partita abbastanza maschia, combattuta sino alla fine, viziata anche da qualche episodio a nostro sfavore, perché sull'1-0 per noi una svista sicuramente del guardalinee che non ha visto un netto fuorigioco di Cozma, che poi ha realizzato un gol bellissimo. Poi loro hanno recriminato su un calcio di rigore che a mio favore, non perché sia stato su di me, ma era nettissimo, perché lo stesso Oliver mi ha dato una trattenuta dentro l'area alla quale avevo preso posizione per poter calciare in porta, e quindi penso che sia stato giusto. Il nostro obiettivo sicuramente è quello di poter accedere ai playoff, disputarli al meglio e magari vincere anche questi playoff per risalire nella categoria alla quale eravamo l'anno scorso.